Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ingenti i danni causati dalla mareggiata sul litorale tirrenico, situazione critica lungo tutta la costa. Imprese intestate a prestanome per evitare sequestri e confische. La procura di Paola scopre il sistema messo in piedi da un imprenditore del Tirreno. 3 arresti e sequestri per 3 milioni di euro. È stato arrestato a Fiumicino Tito Figliomeni, latitante da 8 anni, si nascondeva in Canada. Il TAR dice sì alla riapertura della discarica di Celico, ma i sindaci non ci stanno e ricorrono al Consiglio di Stato. In valigia aveva diamanti per 60 carati, un cittadino iraniano beccato mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Milano. I finanzieri della polizia lo hanno intercettato all'aeroporto Tito Minniti di Reggio. Riparte ad Altomonte il Divino Jazz, fino al 25 marzo incontri di musica, parole, viaggi e connessioni culturali. Successo esterno a Fondi per il Cosenza, occasioni sprecate del rossoblù, poi Saracco para un rigore e Perez segna il gol vittoria. I lupi riprendono la corsa play-off. Buonasera dalla redazione TG10, prima delle notizie che avete ascoltato nei titoli di apertura, la notizia di questo tardo pomeriggio, una scossa di terremoto è stata avvertita in serata nella popolazione nell'area centro-sud del Cosentino, il sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 18:32, l'epicentro è stato localizzato nel territorio di Parenti ad una profondità di 26 km. Numerose le segnalazioni giunte da diverse zone della provincia dove il movimento tellurico è stato avvertito nitidamente e ha creato qualche preoccupazione, ma non ha causato alcun danno a persone o cose. Nella stessa zona, circa 55 km dal capoluogo, sono state registrate altre scosse di simile entità nel 2017, nei mesi di febbraio, giugno e luglio. Torniamo anche oggi sul Tirreno devastato dalle mareggiate, ingenti i danni, ovunque scene di distruzione. Oggi vi mostriamo la situazione che si registra a Nocera Terinese e a Campola con Anna Franchino. Sentiamo. Ecco come si è svegliata questa mattina la costa tirrenica dopo la mareggiata di ieri. Siamo a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, e qui il mare si è completamente inghiottito l'intera passeggiata che costeggia la strada. Anche dell'anfiteatro qui resta solo un lontano ricordo. Il pavimento si è frantumato in vari punti, lampioni divelti, la sabbia ha coperto il lungomare e le fioriere, lasciando qua e là tracce della balaustra in cemento. Sembrava di trovarsi in una zona archeologica con i resti sparsi dappertutto. La strada che dovrebbe ospitare i parcheggi è completamente ricoperta dalla sabbia portata dalle onde altissime. Questo è quello che resta di un lido. Qui la forza del mare ha divelto parte della struttura, mandando in frantumi i vetri. La sabbia ha coperto il pavimento esterno ed interno ed i frigoriferi che si trovavano nel locale sono ormai inutilizzabili. Oggi il mare è poco mosso rispetto a ieri, ma poco più in là ecco i campi di cipolla allagati e pieni di sabbia con i raccolti che sono andati persi. In zona Campora San Giovanni, nel Cosentino, il mare si è inghiottito parte della barriera di protezione e sulla strada è stato istituito il senso unico alternato per regolamentare il traffico veicolare con l'ausilio di impianti semaforici. Code e automobilisti arrabbiati, ma anche gli imprenditori che qui operano quotidianamente e che dicono per la messa in sicurezza è stato fatto poco e male. Purtroppo sono circa 10 anni che andiamo avanti in questo modo. Sono state fatte delle opere di protezione a mare che evidentemente non sono state esaustive per questo fenomeno. Questa volta il mare è stato più agitato di tante altre volte. Purtroppo le difese che hanno fatto, duole dirlo, sono stati spesi tanti soldi, sono stati spesi molti soldi con cifre grosse, ma purtroppo non hanno sortito quegli effetti che ci avevano detto. Il risultato di tutto questo è che abbiamo un semaforo di nuovo messo dopo un anno che era stato tolto e c'era stato per 10 anni circa.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti noi. Certo, in questo tratto siamo stati più fortunati di quello che è successo purtroppo a 1,5 chilometri da dove siamo noi, perché lì c'è stato un danno. Il Cavalier Metallo è il titolare della struttura turistica La Principessa e da anni denuncia questo stallo da parte degli enti preposti, ma ci racconta anche dei danni provocati alla struttura alberghiera dalla forte mareggiata. I danni sono enormi perché il mare attraverso il sottopasso è entrato nel villaggio ed è arrivato a ridosso delle camere, quindi sono stati danni soprattutto al manto che c'è dentro, al manto stradale, agli alberi che ci sono perché è acqua salata, quindi sono andati tutti quanti persi, all'anfiteatro che abbiamo adiacente, ma soprattutto c'è un danno di immagine e, le ripeto, resta tanta Intanto amarezza. il maltempo continua ad imperversare sulla Calabria e la fitta pioggia e le deviazioni lungo il tratto autostradale della 2 Salerno-Reggio Calabria provocano disagi e rallentamenti. La cronaca adesso: 3 arresti, 14 società sequestrate, sigilli a beni e disponibilità finanziarie per 3 milioni di euro, il bilancio dell'operazione denominata Camaleonte coordinata dalla Procura di Paola. Vediamo. È stata chiamata Operazione Camaleonte perché il principale indagato, Agostino Iacovo, 40 anni, finito in carcere, riusciva attraverso i suoi prestanome a trasformare i proventi di una società in capitali per le altre. Altre 2 persone, Salvatore Sciammarella e Adele Nutino, sono finite ai domiciliari. Farebbero parte di una vera associazione per delinquere composta da 17 persone. Ben 14 diverse società sono state sequestrate per un valore di circa 3 milioni di euro. Il gruppo criminale è accusato di intestazione fittizia di società per eludere le disposizioni di legge, evadere imposte, tasse e contributi ed effettuare truffe. Già in passato le Fiamme Gialle si erano interessate al gruppo. In questa seconda fase è stato accertato anche il reato di autoriciclaggio per importi superiori a 100.000 euro. Agostino Iacovo era il capo del gruppo, era lui che attraverso mail e messaggi minacciava i suoi sodali e guidava le imprese. Si tratta di una vera e propria associazione a delinquere, strutturata, seriale, che ha sostanzialmente avuto lo scopo di consentire la gestione di attività illecite al capo e promotore colpito da misure di prevenzione anche di confisca attraverso soggetti prestanome, non potendo quindi il capo e promotore svolgere direttamente le attività d'impresa, si è avvalso di volta in volta di soggetti a lui vicino e quindi di fiducia per poter svolgere le attività commerciali nei settori della pubblicità, dei supermercati e delle calzature. Le attività commerciali venivano avviate ed operavano di fatto per 1 o 2 anni, durante i quali però contraevano ingenti debiti nei confronti di fornitori e soprattutto dell'erario, per poi essere abbandonate, poste in liquidazione o dichiarate fallite. I complessi aziendali quindi venivano ceduti ad altri soggetti economici di nuova costituzione e il gioco ricominciava. La Procura di Paola sta concentrando molto la propria attenzione per combattere reati societari, reati contro la pubblica amministrazione, reati in materia di ambiente, quindi si tratta molto spesso di indagini che richiedono accertamenti molto complessi, molto delicati e un particolare impegno e una certa professionalità. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino l'esponente dell''ndrangheta Tito Figliomeni di 49 anni. Vediamo il servizio. Ecco i poliziotti in azione all'aeroporto di Fiumicino. A bordo intercontinentale proveniente da Toronto c'è un latitante di 'ndrangheta. Si tratta di Tito Figliomeni, 49 anni, considerato elemento di spicco del clan commisso di Siderno, ricercato dal dicembre del 2010. Aveva lasciato l'Italia pochi mesi prima dell'operazione denominata Bene Comune. Si era rifugiato in Canada, dove ha potuto contare su una fitta rete di appoggi logistici da parte del clan, che da tempo ha messo radici oltreoceano. Per anni Figliomeni si è mosso nell'area metropolitana di Toronto,
Toronto utilizzando falsi documenti, ma il 10 marzo scorso è stato individuato dalla polizia canadese in collaborazione con il servizio centrale operativo della Polizia di Stato e la squadra mobile di Reggio Calabria. È stato così arrestato e per lui si è aperta la procedura che ha portato all'espulsione dal Canada, e questa mattina ad attenderla a Fiumicino ha trovato gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e i poliziotti del servizio centrale operativo. Secondo le accuse, Figliomeni in Italia gestiva per conto del clan una società di Siderno operante nel settore dello smaltimento inerti e movimento terra, ma anche in Canada si è fatto notare. Nel distretto dell'Ontario gestiva infatti il settore delle slot machine e del gioco d'azzardo, ma l'apertura di un bar avvenuta probabilmente in una zona non di competenza del commisso aveva rischiato di condizionare negativamente gli interessi economici degli altri clan operanti nel distretto. In quell'occasione è toccato ai vertici calabresi del commisso intervenire per sedare gli animi e dirimere la controversia sorta oltreoceano. In valigia aveva diamanti per 60 carati, un cittadino iraniano beccato mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Milano. Sentiamo. Lo hanno trovato in possesso di 60 carati di diamanti e per questo lo hanno denunciato. È accaduto all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, dove un cittadino iraniano, 52 anni, residente a Milano, ai controlli di polizia, prima di raggiungere il gate dell'aereo che avrebbe dovuto riportarlo nel capoluogo lombardo, ha insospettito gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, in quel momento in servizio al Minniti. L'uomo, con un bagaglio a mano, appariva nervoso, anzi insofferente. Questo ha spinto le forze dell'ordine ad una più accurata perquisizione, nel corso della quale proprio dal bagaglio a mano sono saltati fuori i diamanti. I gioielli, sono stati contati 60 carati, non avevano la documentazione idonea. Il sospetto più che solido è che la loro provenienza fosse illecita. Da qui la denuncia per ricettazione, anche se in stato di libertà, e il sequestro dei diamanti. I sindaci di Celico, Spezzano della Sila, Lapano e Rovito si rivolgeranno al Consiglio di Stato dopo la decisione del TAR che ha rigettato il ricorso presentato per la chiusura della discarica. Vediamo. Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso, ma i sindaci di Celico, Rovito, Lappano e Spezzano della Sila non si fermano, continuano a chiedere la chiusura della discarica di Celico e fanno sapere che ricorreranno al Consiglio di Stato. Il ricorso è stato rigettato, le motivazioni non ci convincono e quindi dobbiamo provare ogni modo, ogni tentativo per cercare di liberarci da questo mostro. In difesa del territorio, i primi cittadini, in sintonia con associazioni e il Comitato Ambientale Presilano, chiedono la valorizzazione dei luoghi dall'area salubre con eccellenze enogastronomiche, dove l'idea di sviluppo passa dalla realizzazione del distretto turistico dell'Altopiano Silano e dalla candidatura UNESCO del Parco della Sila. Nell'immediato però bisogna fare i conti con l'impianto che si prepara a rientrare in funzione. Abbiamo comunque già comunicato alla Regione e pare che la Regione sia d'accordo di non ricevere almeno i rifiuti del circuito pubblico, cioè vale a dire quindi i nostri rifiuti, per cercare quantomeno di limitare al minimo l'impatto. Poi più di questo non sappiamo che cosa fare. La popolazione in questo ci è vicina e dobbiamo lottare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare in tutti i modi e in ogni modo, sia per le sedi legali e sia attraverso forme di protesta pacifica, cercare di far comprendere che non è più possibile questo scempio. Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato questa mattina le visite tecniche all'interno della galleria Santo Marco dopo aver ricevuto ieri pomeriggio l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria. Oltre 40 tecnici di RFI e ditte appaltatrici sono già al lavoro per procedere a questa approfondita ispezione che dovrebbe durare 5 giorni e che arriva dopo 100 giorni di inibizione all'accesso. Considerata appunto l'estensione della galleria, sono stati programmati 5 giorni di visite ispettive. Per la riattivazione della linea, si legge in un comunicato, bisognerà aspettare il dissequestro definitivo da parte dell'autorità giudiziaria che, secondo quanto comunicato, apporrà nuovamente i sigilli al termine dei lavori, quindi ancora tempi lunghi. A Polistena la manifestazione di Libera per ricordare le vittime di mafia. Sentiamo.
Così come Foggia a livello nazionale e Vibo Valentia a livello regionale, anche Polistena nella serata di ieri è scesa in piazza in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Manifestazione organizzata da Libera, una celebrazione semplice ma allo stesso tempo toccante ed efficace. La lettura di 900 nomi corrispondenti ad altrettante vittime trucidate dalla criminalità organizzata dal dopoguerra in poi. Ad aprire la lettura della lunga lista delle vittime è stato il colonnello Andrea Milani, comandante del gruppo investigativo della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro. Una scelta simbolica e importante quella del colonnello, venuta a Polistena proprio per la commemorazione. A concludere il lungo elenco è stato Don Pino De Masi, parroco del Duomo di Polistena e referente della piana dell'associazione che fa capo a Don Ciotti. Abbiamo voluto questo momento per recuperare ancora una volta quel noi collettivo che è indispensabile per il cambiamento. Il cambiamento siamo noi, nella misura in cui appunto ci sporchiamo le mani e lavoriamo per un mondo migliore. Riunione con i consiglieri di maggioranza per il governatore Oliverio che ha discusso dei programmi futuri, del rimpasto di giunta e delle prossime elezioni regionali. Sentiamo. È andata molto bene, sono molto soddisfatto. È stata una discussione franca, responsabile, matura, ma soprattutto proiettata sui problemi della Calabria. Così il Presidente della Regione Mario Oliverio ha sintetizzato l'esito della riunione avuta con i consiglieri della maggioranza. La preoccupazione di tutti, ha aggiunto, è fare in modo che la Calabria possa vivere questa stagione nuova che si è aperta e quelle che sono le risorse messe in campo, che produrranno effetti positivi, soprattutto rispetto ai bisogni reali di questa terra, a partire dalla sofferenza sociale che coinvolge una grande parte della società calabrese. Risorse già destinate in questa direzione che devono arrivare ai beneficiari, ma soprattutto la politica di investimenti messa in campo e di valorizzazione delle risorse in direzione delle imprese, dell'assetto e della difesa del suolo, della messa in sicurezza del sistema degli edifici scolastici, delle infrastrutture. Sicuramente, ha detto poi Oliverio, parlando della Giunta, il rilancio passerà attraverso la necessità di affrontare i problemi aperti che sono riferiti ad alcuni assessori, non più nella loro funzione, e il vicepresidente che è stato eletto deputato. Non abbiamo discusso di deleghe, ma del progetto generale che bisogna mettere in campo. Bisogna accelerare il percorso perché abbiamo problemi che dobbiamo affrontare, a partire anche dalle questioni di snellimento delle procedure, di snellimento e alleggerimento della macchina burocratica. Infine, in merito alle elezioni regionali in programma il prossimo anno, Oliverio ha sostenuto che c'è una maggioranza che attraverso questa azione di governo presenterà il conto ai calabresi. Naturalmente ci sarà il tempo di affrontare anche le elezioni e saranno affrontate meglio se ci presenteremo col programma dispiegato pienamente e portato a buon fine. Crolli sulla statale 106, la Regione ha avviato un'indagine conoscitiva in commissione anti-'ndrangheta all'audizione di tecnici e funzionari dell'ANAS. Queste le condizioni della statale 106 Ionica, una strada ammodernata recentemente che già mostra segni di cedimento. C'è, lo ricordiamo, un'indagine da parte della magistratura, ma anche la Regione ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva e la Commissione regionale contro l''ndrangheta ha audito dirigenti e funzionari del compartimento ANAS Calabria proprio in ordine ai problemi emersi sui lavori di ristrutturazione e di rifacimento della statale 106 lungo il quarto tratto, dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simericrichi e sui lavori di prolungamento della statale 280 dei Due Mari dallo svincolo San Sinato allo svincolo Germaneto. C'è un evidente segnale di degrado dell'asfalto lungo i due percorsi con gravissime conseguenze anche per la sicurezza di chi vi transita. Un'indagine conoscitiva per vedere, o meglio di supporto anche sotto il profilo amministrativo al preziosissimo lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine e la magistratura catanzarese in modo particolare, sotto gli occhi di tutti. Ci sono delle discrepanze che sono evidenti e che evidenziano in maniera ineludibile responsabilità anche di natura amministrativa. Ora dovremo noi accertare se ci sono, per quanto ci riguarda, per quello di nostra competenza, se ci sono delle responsabilità amministrative nei ritardi, nei gravi ritardi, nell'esecuzione dei lavori e sotto gli occhi di tutti, ripeto, avvallamenti, crolli, tra cui cito soltanto il crollo del tratto che conduce proprio, lo svincolo che conduce proprio alla cittadella. Quello è veramente umiliante per tutti noi, per la Calabria intera. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo.
La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la confisca del parco eolico di Isola Caporizzuto, tra i più grandi d'Europa. Il provvedimento emesso nel maggio del 2017 dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta del procuratore Gratteri. Secondo l'accusa, il parco era da ricondurre alle cosche tramite Pasquale Arena, funzionario del comune di Isola. Giudizio confermato dai giudici d'appello. È un 52enne tedesco l'uomo investito ed ucciso ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Belvedere Marittimo nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava camminando lungo i binari e probabilmente a causa del maltempo non ha sentito arrivare il convoglio che lo ha travolto. Circa 150 capi d'abbigliamento, scarpe e abiti di noti marchi di moda contraffatti sono stati scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni controlli nell'area mercatale di Catanzaro Lido. I prodotti venduti da 2 extracomunitari che sono stati denunciati. Un cane di piccola taglia è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco di Catanzaro nell'alveo del torrente Fiumarella. Allertati dai residenti, i soccorritori, calandosi all'interno del fiume, hanno effettuato il recupero. Sul posto anche un veterinario dell'azienda sanitaria provinciale. Per una storia a lieto fine che riguarda un cagnolino, una invece davvero tragica, 12 cani, 15 anzi, 12 dei quali cuccioli sono stati trovati morti per avvelenamento a Santa Sofia de Piro nel Cosentino. Il fatto risale alla notte tra domenica e lunedì. Una donna proprietaria del terreno ha escluso che possano essere stati vicini in virtù dei buoni rapporti che nutrono da anni. Il veterinario ha confermato l'avvelenamento, ma non è escluso che gli animali abbiano potuto ingerire pesticidi presenti nei dintorni. Ritorna fino a domenica Divino Jazz di Altomonte, si riparte dai giovanissimi, saranno tanti momenti di spettacolo e cultura. Il Divino Jazz di Altomonte ritorna a conclusione degli eventi del cartellone 2017 del Festival Euromediterraneo e per fare da apripista alla nuova stagione di spettacoli ed eventi di cultura. Si riparte dai giovanissimi e dalla matita, il primo strumento che da bambini prendiamo in mano per rappresentare il mondo. I bambini rappresentano per Altomonte e per la società in genere un valore aggiunto, quindi abbiamo voluto mettere in mano a loro stessi una matita, appunto, rifacendoci al tema di questa giornata e partire da una giornata particolare, la giornata di primavera. Sono stati i Noircol ad ammaliare i bambini con musica e racconti, ma ad Altomonte si punta a realizzare una vera fabbrica culturale. Dai tradizionali appuntamenti con la musica jazz e con i vini del nostro territorio si aggiungono nuovi contenuti che tendono ad ampliare l'offerta a disposizione dei visitatori del nostro borgo. Fino a domenica ogni giorno saranno tanti gli appuntamenti del Divino Jazz. La matita torna di scena oggi. Ignazio con la matita, con questo racconto sempre sulla matita. La sera il gruppo jazz storico, ci sono delle persone che ci faranno viaggiare nel mondo del jazz. Il venerdì sera la contaminazione continua con il tango, con il sertango e con la milonga, per poi trovarci il sabato con una giornata che unisce il jazz alla danza importante, all'opera di Giulietto Romeo, e poi arriveremo a domenica. Domenica è il clou dell'evento, nel quale ci sono dei ragazzi in questo momento per Altomonte che stanno girando dei piccoli cortometraggi all'interno del progetto Chuck Weekend con col sito leggoscrivo.com, e quindi racconteranno delle storie su Altomonte. Verrà dato il premio Altomonte a dei personaggi del teatro, della musica, della scrittura, e poi ci sarà la musica di Cataldo Perdi con l'opera Malura, con i grandi virtuosi della musica popolare, da Checco Pallone a Gallina, una serie di grandi artisti. Un gol da 3 punti, quello siglato da Leonardo Perez al purificato di Fondi. Il Cosenza vince una gara che poteva complicarsi quando ai padroni di casa è stato concesso un calcio di rigore. I lupi, che domenica affronteranno a San Vito Marulla l'Acragas, vogliono aprire un altro ciclo per raggiungere la migliore posizione play-off possibile. Sentiamo.
La partita meno bella, la vittoria più pesante. Il Cosenza si rialza a fondi e ritrova il successo in campionato dopo 7 turni. Si chiude un periodo di astinenza segnato dall'uscita di scena dalla Coppa Italia, da pareggi che potevano essere qualcosa di più, dalla giornata storta a Caserta e dalla sconfitta immeritata con la capolista. Inizia, si spera, un nuovo ciclo per i lupi che dovranno ripetere la scalata mirata nel finale del girone d'andata. Il buon approccio al purificato non ha prodotto quel che ci si aspettava. La palla gol capitata a Mungo, la rete del possibile vantaggio annullata a Ramos e le altre azioni pericolose non sfruttate dai rossoblù calabresi hanno demoralizzato Corsi e compagni che pian piano hanno perso il pieno controllo del match. Poi il solito episodio a metà tra la sfortuna e l'errore, lo scivolone di Pascali che cadendo ha intercettato il pallone con una mano, calcio di rigore nonostante Vastola avesse anche tirato in porta sbagliando. Stavolta però ci ha pensato Saracco a parare il penalty di Lazzari lasciando invariato il risultato. Nella ripresa qualche variazione sul tema e l'ingresso di Leonardo Perez dalla panchina al gol in soli 60 secondi, le proteste dei laziali per un presunto fuorigioco dell'attaccante Xascoli lanciato a rete e tenuto in gioco proprio dal tocco di un avversario e l'esultanza dello staff cosentino per una gioia attesa da troppo. Il resto, la solita bagarre, l'ansia di vincere gli uomini di Braglia e Occhiuzzi, capaci di sbagliare le tante occasioni avute per il raddoppio e la foga dei padroni di casa all'arrembaggio, anche se in 10 uomini dopo l'espulsione di Vastola. Un remake del film dell'andata che stavolta però ha avuto lieto fine per i lupi. Per quanto riguarda le scelte iniziali, noi stiamo lavorando su 2 moduli, quindi l'avete visto. Abbiamo dato continuità a quello che si stava facendo. Sicuramente i 2 ragazzi l'avevano fatto bene, però ci volevamo mettere con i 2 attaccanti, con il play davanti alla difesa, quindi abbiamo cambiato atteggiamento, modulo, e quindi per caratteristiche abbiamo preferito fare questo cambio per dare spazio al play, quindi è dovuto uscire Mungo, diciamo, era il nostro trequartista, e quindi è entrato Tutino che era più un giocatore di forza mettendoli con 2 per dare supporto a Bacré, quindi la scelta è stata questa alla fine. I ragazzi hanno fatto bene, però tante volte noi abbiamo più armi a nostro favore, per la fortuna di questo gruppo, e i ragazzi sono sempre tutti a disposizione, pronti a dare ognuno il proprio contributo. Il ruolo della donna nel mondo dello sport, tra passione e agonismo, il tema di un dibattito organizzato dall'associazione Sherry Saf presso la sede CONI di Cosenza, che ha visto la partecipazione di diversi ospiti, la scarsa attenzione del mondo politico verso lo sport, la donna relegata nello sport dilettantistico, la presenza di poche donne negli sport paralimpici, le esperienze di alcune società di volley come la Polisportiva Montalto e la Kratos e lo sport come valvola di sfogo, mezzo per controllare e conoscere il proprio corpo, alcuni degli argomenti trattati dai relatori. Il convegno partecipato si è concluso con una nuova crescita della rete proposta e auspicata dalla Sherry Saf, che ha gettato le basi per nuovi progetti da sviluppare insieme agli stessi partecipanti. E adesso andiamo a Villarendano, dove è stato presentato un libro il cui ricavato servirà a costruire una scuola in Siria. Kajin e la tenda sotto la luna, questo è il titolo del volume edito dalla casa editrice Pellegrini e presentato a Cosenza nelle sale di Villarendano. Kajin racconta la storia di una bambina nata profuga in un campo profughi in Grecia. Nasce da un incontro positivo, bello, con Tania Paolino, con la quale abbiamo fatto questo straordinario viaggio narrativo. Con lei abbiamo raccontato la vita delle persone in carne ed ossa che sono state costrette a fuggire da una terribile guerra, quella in corso in Siria, e che sono rimasti bloccati in Grecia, nel campo profughi di Domeni. Il nostro viaggio inizia appunto in questo campo profughi, raccontando la storia di queste persone e prendendo come simbolo appunto i bambini, in modo particolare appunto Kajin, che è la figlia di un profugo siriano, e Masum, che è un altro bambino che abbiamo incontrato in questo straordinario viaggio solidale, che partendo dalla Calabria è arrivato fino nella terra ellenica. Appunto dalla Calabria abbiamo voluto iniziare a raccontare il dramma di un popolo che purtroppo ancora non si è concluso a causa della guerra. L'esperienza io l'ho vissuta indirettamente perché non sono mai stato in un campo profughi. Io conosco queste persone in maniera indiretta, però Enzo è stato molto bravo a trasmettere tutto quello che ha visto, che ha sentito, e
per cui è stata una collaborazione anche abbastanza facile. Spero che ciò che ha significato per noi questo viaggio in un'umanità in difficoltà ma tuttavia piena di speranza arrivi anche ai nostri lettori. I proventi del libro saranno devoluti per la ricostruzione di una scuola per i bambini nella città di Afrin, in Siria. Bella storia e bella iniziativa. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Dalla sinottica si evince come stiamo entrando nel clou di questo peggioramento di stampo decisamente invernale. C'è da dire che nei prossimi giorni si assisterà sì ad un rialzo delle temperature, ma la Calabria rimarrà comunque sotto il tiro di correnti umide e instabili che potrebbero favorire ulteriori fasi di maltempo. Andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per la Calabria nelle prossime ore. Venerdì mattinata si avrà ancora instabilità residua sulla regione, con parziali schiarite solo su Bassoreggino e Ionio Catanzarese. Altrove i cieli rimarranno nuvolosi o molto nuvolosi, con piogge tra il debole e il moderato. La neve cadrà su tutti i rilievi calabresi a quote tra i 900 e i 1000 metri, localmente anche a quote più basse. Nel pomeriggio si avranno delle schiarite a partire dal Tirreno Cosentino, ma con fenomeni residui sparsi sul resto della regione. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Venerdì la ventilazione sarà ovunque moderata da nord-ovest, con mari mossi o molto mossi sul Tirreno, poco mossi o mossi su Ionio. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.